Settima corsa, una prova per 3 anni a reclamare. Sono in 9 dietro le ali della macchina. All'1 Exodus Bridon, Antonio Vitiello, 2 Elixir, Bartolomeo Ingardia, 3 Senza Griff, Andrea Venezia, 4 Eva dei Greppi, Nicola Del Rosso, 5 Elios Delle Lame, Matteo Zaccherini, 6 Lenoir Treb, Michele Becchis, 7 MP Phil, Giuseppe Franco, 8 Elva Jet, Maurizio Giordano, 9 Excalibur, Filippo Monti. Excalibur ed Eva dei Greppi nel ruolo di favoriti. Macchina che inizia a prendere velocità. Si parte con Veloce e Senza Griff e Eva dei Greppi, al largo anche Lenoir Treb. Si bocca la prima curva con Senza Griff che cerca di difendere lo steccato dall'attacco di Eva dei Greppi, che insiste all'esterno, numero 5 Elios Delle mentre hanno Lame sbagliato Elva Jet squalificato. ed Elios Delle Lame. Se ne vanno i primi 200 metri in Numero 15 e 8 mezzo. Elva Jet squalificato. Vantaggio Eva dei Greppi, che ha preso la testa nei confronti dei rivali, viene attaccata al largo da Lenoir Treb, che però non trova posto ed è costretta al largo. Allo steccato c'è Senza Griff che precede Exodus Bridon, mentre la seconda pariglia al largo la va a fare Elixir, anticipando le mosse di Excalibur. Alla retroguardia c'è MP Phil. I primi 600 metri se ne vanno in 46 e mezzo, ha rallentato in maniera decisa il ritmo Nicola Del Rosso, sempre in sediolo la sua figlia di Paccia dei Greppi, e porta a casa 800 metri di corsa in netta decelerazione in 1-2-3, c'è 32 per il secondo quarto. Eva dei Greppi in vantaggio, all'esterno c'è Lenoir Treb, allo steccato è Senza Griff, poi Elixir, quindi ancora Exodus Bridon, terza pariglia per Excalibur che precede MP Phil. Il chilometro se ne va in 1:18,3. Muove in terza corsia Excalibur che rifà il gruppo trascinandosi MP Phil, mentre c'è la rottura di Elixir. Numero in vantaggio 2 Eva dei Greppi. Elixir Excalibur che prova ad squalificato. attaccarla al largo, la retta di là passata in 15, 1:33, 3 di miglio, sbaglia Excalibur che lascia in vantaggio 9 Eva dei Greppi Excalibur su Senza Griff che è squalificato. seconda, MP Phil che attacca all'esterno. La piegata conclusiva con Eva dei Greppi che ha ancora una da gestire nei confronti di MP Phil che avanza al largo e di Senza Griff che si butta di dentro. Eva in vantaggio e Senza che si butta di dentro, al largo MP Phil, lotta a 3 fin sul palo con MP Phil al largo che tende a passare nei confronti di Eva che vende cara la pelle. MP Phil nel finale vince nei confronti di Eva dei Greppi, al terzo posto e Senza Griff. 1:17 ragguaglio cronometrico, la vittoria di Giuseppe Franco. In salchi ad MP Phil, il team Elert, i colori della scuderia Hippo Phil, la 3 anni da Pine Chip, una delle ultime figlie di Pine Chip, e Retina Stift che si sobbarca 600 metri in terza corsia seguendo le mosse di Excalibur, la quale si elimina in errore sull'ultima curva. Nel finale passa MP Phil e vince. Eva dei Greppi seconda, al terzo e Senza Griff la vittoria in chiusura per MP Phil. Giuseppe Franco, il team Elert, i colori della scuderia Hippo Phil.